Buongiorno Lorenzo. Ma professor Maggi, lei è tornato nel set casalingo, nel set di Casa Marangon. Lei perché è sempre... Casa Marangon non sei ancora informissimo. No, stiamo migliorando. Stiamo migliorando. Dai, bravo, mi fa piacere. Diciamo che le cose, ma certo che la sua cortese educazione istituzionale è incommensurabile. Lei è, senti che italiano sofisticato. Lei è venuto a trovarmi a casa e io ne sono felicissimo. Com'è che si chiama questa zona qua? Cantonazzo. E questa è una parte delle frazioni di Rovigo. Beh, ma molto tranquilla, poi bello, belle case. No, sai, case recenti, una recente lottizzazione, recente 25 anni, però di fatto in mezzo campagna. Importanti novità in provincia di Rovigo, finalmente. Ma importantissima novità, amico mio. ZNS comincia a muoversi. Io avevo fatto il giro dei sindaci, dicevano tutti siamo in stand by, abbiamo... A dire la verità, uno di questi sindaci che ho trovato nell'Alto Polesine mi diceva fra poco vi diremo qualcosa, ed era il sindaco di Ficarolo. Ecco, bravo il sindaco di Ficarolo, perché comunque questa è la dimostrazione che con dell'attivismo di cui noi insistiamo sempre, noi dobbiamo insistere molto nei confronti dei sindaci, sì. Con l'attivismo, più che altro con le relazioni, si raggiungono questi importanti risultati, perché 4 nuove aziende. Sì, una di la verità che la più importante, l'Orogel si allargava, me l'aveva già annunciato il sindaco, però probabilmente si è allargata in funzione del fatto del ZNS. Senza dubbio, senza dubbio. Sarà contento Marcato? Sì, non so se sarà quello che più ci teneva alla ZNS. Marcato si è arrabbiato con i sindaci, non ha torto, perché la crescita della nostra provincia non può essere disgiunta da un attivismo che i sindaci devono migliorare. E qualcuno diceva i sindaci sono il back office del cittadino, e senza sindaci è dura. Sì, bisogna, come si può dire, darsi più da fare. Cosa diceva? Più relazioni. Infatti è il problema di attività relazionale esterna. Sì. Senza dubbio. Ma qua pecchiamo sempre in provincia di Rovigo di questo, un po' per provincialismo, un po' per complesso di inferiorità. Sì, speriamo di invertire, anche perché ragioniamo sul comune che ha fatto questa performance così interessante. Ficarolo. Se lei esce c'è la provinciale, fa pochi chilometri, superstrada, pochi chilometri a sinistra verso Verona, autostrada. Siamo nell'autostrada. Entriamo. Però Ficarolo paga un pochino proprio le strade obsolete degli anni dell'800 tra la Transpolesana e la regionale Eridania. Lì pecca molto. E dove pecca? C'è solo Astienta, però se tu sei a Ficarolo non c'è un collegamento diretto con la Transpolesana. Fai pochi chilometri e sei... Non fai pochi chilometri. Sì, vai a Astienta, e giri a sinistra. Sono 20 chilometri. No, io ero a Castelnuovo Mariano, per arrivare sulla superstrada, fatto la strada di San Pietro e tutto. Certo, lei è partito da un punto molto lontano. Nel senso che è uno dei nostri problemi la viabilità. Professore, lei è originario, lei vive a Taglio di Po. Sì. Ma senta, ma se lei un giorno da Scardovare dice cerchiamo una viabilità più vicina, da Scardovare arrivare a Adria, che sempre però non può mica volare, sa. Sì, l'Eridania, che è importantissima come regionale, e la Transpolesana, secondo me, se ci fossero invece che solamente un collegamento a Stienta, ce ne fossero perlomeno un altro paio. No, ma potrebbe essere le direttrici. Però ne parliamo dopo sulla viabilità. Che forse ne parliamo dopo sulla viabilità. Potrebbero esserci delle interessanti. Qualche interessante. Comunque la ZLS è partita. Adesso speriamo che prosegua e non si fermi subito. Comunque ha dimostrato lo strumento di muoversi. Più attivismo da parte dei sindaci della provincia. Sai cosa diceva Kennedy? Kennedy diceva lo scaricabarile finisce qua. I sindaci sono uguali, cioè alla fine la colpa di tutti i mali sono i sindaci. No, io ultimamente li sto rivalutando. Posso dire nessuna colpa. Io li sto rivalutando perché fare il sindaco in un paese che per la qualsiasi si rivolge al sindaco,
Vede professor Maggi, lei non deve essere malizioso, perché io ho detto questo perché riconosco ai sindaci il front office democratico e istituzionale. Senza dubbio. Cioè, uno per fare attivare molte cose della propria amministrazione, dove va? Dove va? Al presidente della provincia, no, che lei è lontanissimo, è vero che è anche un sindaco, al presidente della regione che non sa neanche come raggiungere. Cioè, è il sindaco colui che ha queste. Se poi si mettono insieme, poi il sindaco da solo, hanno un effetto sinergico. Sì, ricordiamo poi che i sindaci di piccoli paesi come che sono nella provincia di Rovigo hanno degli stipendi da fame. Certo. Quindi metti che il sindaco di Rovigo, di Adria o forse di Portoviro qualcosa di più prendono, però mediamente... Allora vuol dire che il sindaco di Rovigo si deve dare più da fame. E questa dici che sono io malizioso? No, non mi permetterei mai. Vabbè, e dopo questa hai citato Rovigo, ma no, hai citato Rovigo. No, fate gli specchi. No, io sono stato sindaco di Rovigo, per cui posso dire che il sindaco di Rovigo potrebbe avere un ruolo incredibile. E dopo questa frecciatina che anche tu ci sentiamo dopo. Benissimo, arrivederci, saluti al professor Maggi.